Superbonus 110%, opportunità da cogliere ma con difficoltà lungo il percorso. Prima fra tutte il tempo ancora a disposizione per cantieri che dovranno aver completato una buona parte dei lavori entro fine anno, ma poi anche convincersi che nonostante il 110% il portafoglio bisogna comunque aprirlo. All'inizio addirittura nel 2020 appena venuto fuori c'erano persone che erano convinte che tutto gratis, facciamo il condominio nuovo, tanto è gratis e col 10% in più magari andiamo anche in ferie. Questo poteva essere un discorso quasi da ridere, però effettivamente adesso, come dicevamo prima, non è tutto gratuito. Partiamo ad esempio dal presupposto, come diceva l'architetto prima, le eventuali sanatorie chiaramente per quanto poco sono sanzioni che devono essere versate e non sono recuperabili. C'è il discorso poi che quantomeno all'inizio loro devono anticipare le spese per il tecnico che verifica diciamo, la legittimità e calcola la diagnosi per la verifica delle due classi energetiche. Grandi risparmi su lavori imponenti, ma anche somme da anticipare, a volte risibili rispetto all'importo complessivo dei lavori, ma pur sempre denaro da tirare fuori in momenti difficili come i tempi della pandemia. Diciamo che generalmente comunque il condominio parte già con l'idea di non usufruire della detrazione come soggetto IRPEF in prima persona, ma tutti chiedono la formula della cessione del credito. I timori sono dunque forti sia da parte degli inquilini che delle imprese che dovranno svolgere i lavori. Fintanto che quel netto cessione che devono versare i condomini non è versato nel conto corrente condominiale, e qui l'architetto può confermarlo, chi compra il credito non parte. Cioè, quindi stiamo attenti anche a questa questione, perché dopo aver passato il paletto degli eventuali abusi, il discorso delle due classi, diamo il mandato alla ditta, facciamo tutto, però nel momento in cui siamo arrivati alla fine di tutto, troviamo chi compra il credito, se non abbiamo versato in conto quei soldini, si parte. Per cui è importante, soprattutto in questo periodo, anche tener conto di questo, che non è da poco. Le imprese sono preoccupate che questa fase di diagnosi e di verifica possa essere troppo lungo e che quindi insomma i tempi stringono rispetto alle scadenze se la proroga non viene diciamo, approvata ufficialmente.